Il bando è scaduto il 7 dicembre, un mese, ma ancora nessuna nomina. Lo ricordano al sindaco Orsoni e al vice sindaco Simeonato i detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore, che aspettano di incontrare e poter parlare con il garante dei diritti dei detenuti, una figura di garanzia che si faccia da ponte tra l'interno delle mura dell'istituto e l'esterno e possa far conoscere e intervenire sul problema drammatico del sovraffollamento. La situazione di degrado nel nostro istituto oscilla costantemente intorno al 200%, il doppio della capienza legale, scrivono i detenuti, che ricordano come l'8 gennaio scorso la Corte europea dei diritti umani abbia condannato senza appello l'Italia al risarcimento per danni morali da sovraffollamento dei primi 7 detenuti. Da Cafarsetti immediata la risposta: 7 le persone che hanno risposto al bando, a breve la nomina. Il sindaco sta vagliando la migliore a cui appunto affidare l'incarico, credo che sia proprio questione di ore. Numeri che parlano da soli, quelli del carcere maschile della città lagunare, celle previste per 4 detenuti dove vivono in 8, agenti di custodia sotto organico, servizio sanitario insufficiente, presenza media di 320 detenuti, 2/3 dei quali stranieri, a fronte di una capienza prevista di 168. Consapevole della situazione drammatica, l'amministrazione comunale vuole in qualche modo rassicurare questi cittadini. Il Comune ha sempre ritenuto il carcere una parte integrante della nostra città e quindi gli ospiti temporanei della struttura carceraria, quelli che sono momentaneamente privati della libertà, sono comunque cittadini di questo territorio e quindi anche a questi vanno garantiti attività e servizi.